Musica, jazz nelle piazze, danza nella loggia dei 300. In città ritorna lo spettacolo. Sembra una notte bianca d'estate, invece la fotografia di Treviso in un venerdì di ottobre. Particolare mancante però per la prima giornata di Treviso di sera è la gente. Strade deserte, lungo Calmaggiore ci sono pochissime persone. Qualche gruppetto di curiosi si stringe a guardare i concertini e i balletti, ma è una festa a metà con molti negozi che non hanno aderito all'iniziativa promossa dall'Ascom di tenere aperto fino alle 21 e già alle 7 hanno abbassato le serrande. Ma c'è chi ci crede e per i prossimi 2 venerdì di ottobre spera che la gente possa affollare le strade del centro. Questa è una delle 3 serate, di conseguenza la prima serata è sempre quella un po' più, diciamo, lenta da comunicare. Sicuramente dalla seconda settimana in poi ci sarà sicuramente molta più fermento. Comunque non è male, anche questa sera. Non miriamo all'incasso stasera, guai se no. Miriamo a tenere accese le luci, a far vedere che c'è una nostra presenza. È un po' un contorno a tutto quanto si cerca di fare per rivitalizzare Treviso. Poca gente anche nei negozi che sono rimasti aperti, molti esercizi commerciali sono completamente vuoti, ma i trevigiani apprezzano lo spettacolo in città e questa voglia di rivitalizzare il centro storico. Dà un po' di tono alla città, insomma, comincia a sentire il sapore del piacere di tornare a stare in città. Molto carina, molto piacevole, davvero. È una bella differenza tra vedere Treviso di giorno e di sera, così, con queste musiche in giro per la città. No, piacevole, davvero. Visite guidate alla scoperta di Dante a Treviso, letture nei negozi, un centro specializzato nel turismo d'arte. Questa è la volontà degli organizzatori e ora si aspettano i prossimi 2 appuntamenti per tirare le somme. Mi sembra che sia positiva questa cosa, mi piace molto la musica e quindi di conseguenza è positivissimo, perché è molto più animata la città. Una gran bella iniziativa, c'è anche una mostra qui al Caffè ai Due Pommi di una pittrice, quindi c'è l'arte in tutte le sue forme.